Sartori, dunque il Centrovasca parte da favorita in questa gara. I giovanili avevano notato 56,82. Bronzo nei 50 per lei, che ai categoria aveva vinto i 100 stile del 2014, così come ai giovanili del 2014. Sartori che deve lasciare spazio alla Perrotta nelle prime due vasche di gara, 28-18 di passaggio. Attenzione alla Perrotta, che è stata in carriera campionessa italiana giovanile dei 50 stile libero, precisamente ai criteri del 2013. Riprende il comando delle danze la Sartori, cuffia azzurra in corsia centrale in 4. Attenzione alla Zarpellon che risale, ci prova nel finale dalla 5, va a vincere Ludovica Zarpellon, 58-01. Sartori è seconda.